Ecco, buonasera a tutti. Oggi siamo qui per conferire un riconoscimento più che affettuoso al duo Pugioni. Comincerò subito a passare la parola al sindaco Addis. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Premetto che sarò breve, pur prendendo il tempo che occorre per celebrare questo importante evento, perché intanto vi saluto, vi porto il cordiale saluto dell'amministrazione comunale, a tutti i presenti, ai molti appassionati, a tanti amici non solo dell'Accademia Gabriel ma del duo Pugioni, di Giovanni e Anna Maria Pugioni. Quindi questa occasione, questa circostanza è quanto mai gradita per me e per l'amministrazione che ho l'onore di rappresentare, proprio per esprimervi il nostro compiacimento, il nostro plauso, la nostra riconoscenza anche per quanto avete fatto durante la vostra lunghissima carriera e per quanto ancora state facendo, perché comunque la vostra attività, per quanto abbia subito un rallentamento sotto il profilo artistico, però non è venuta meno a impegni di carattere sociale che comunque sta continuando in maniera molto molto apprezzabile, per questo dobbiamo ringraziare. Grazie, buonasera a tutti. Vedo che c'è un uditorio particolarmente attento, anche di artisti, quindi lo salutiamo caldamente. Ringrazio Giuseppe per l'invito, fa sempre piacere. Tra l'altro siamo, se si può usare il termine, reduci da una 3 giorni bella, perché abbiamo fatto una serata con l'Accademia Verano de Muro, abbiamo ieri ricordato De André in un modo molto originale, collegando De André e facendolo cantare dai nostri cori, e oggi invece di nuovo e meritatamente premiamo il duo Pugioni. Io sono stato con loro a Fondi in una serata estiva ma particolarmente fredda, siamo partiti a maniche corte, ci siamo posti un K2, però è stata bella, anche commovente e originale. Io non c'ero mai stato su quella montagna ed è bellissimo. Delicatissima voce di Gavino Gabriel, nella disispirata. Avrebbe dovuto essere qui con noi anche Paola Perria, figlia di Giovanni Perria, che purtroppo è venuta a mancare qualche anno fa e che per 2 addirittura, non neanche uno soltanto, 2 lutti non ha potuto lasciare il paese in cui vive, ma ha voluto mandare un messaggio del quale ora darò lettura. Ci portavano i neonati da benedire, raccontava mio padre, alquanto divertito al rientro da una delle tante serate oceaniche in cui aveva presentato il duo Pugioni. A quei tempi, la prima metà degli anni '80, io ero bambina e del canto sardo non volevo neppure sentire parlare. Non mi piaceva e tuttora ne sono poco affascinata, perché una delle grandi qualità di mio padre era quella di non imporre le sue passioni. Io avevo le mie, che non includevano la musica folk, ma il duo Pugioni mi piaceva, e come.
Facciamo un passo indietro. Per capire il successo di un fenomeno bisogna studiarne il contesto. La musica popolare sarda, così come quella d'autore, non erano per tutti, non vi era alcuna omogeneità. C'erano i cultori della gara a chitarra, ma questa forma di intrattenimento musicale non era dovunque apprezzata in Sardegna. C'erano modalità di esecuzione del canto corale diverse, spesso popolarissime in una zona e misconosciute invece in un'altra. Le persone che seguivano la musica folk lo facevano in modo genuino, spontaneo e del resto anche le serate musicali erano parte di tradizioni più vaste e radicate, con consuetudini e specificità che avevano anche modellato i gusti diversi quindi da provincia a provincia. E poi arrivò la televisione, arrivò Sardegna Canta e la musica folk in tutte le sue declinazioni, varianti e modalità espressive entrò nelle case dei sardi il martedì sera. Tutti vedevano e ascoltavano le stesse esibizioni degli stessi artisti dello stesso momento allo stesso modo. Mio padre, da studioso quale era, aveva trovato il medium perfetto per promuovere la musica sarda. Il Duo Puggioni arriva in questo momento e propone una novità assoluta all'interno di tale variegato panorama, un mix inedito di innovazione innestata sulla tradizione, una combinazione di melodie accattivanti, pop, di temi di presa immediata, di estetica e di impatto. In Surrium Annum, sigla di Sardegna Canta e sorta di videoclip in contesto naturalistico, divenne una hit. E non c'era nessuno che non avesse la cassetta in macchina. Si ascoltavano le canzoni del Duo Puggioni, che erano orecchiabili non meno dei contemporanei successi balneari di quegli anni. Bambini, adulti, anziani, cultori delle tradizioni e persino non parlanti sardo, ne rimanevano stregati. Anna Maria era dotata di una voce splendida, che toccava le corde del cuore e che il semplice accompagnamento della chitarra suonata da fratello Giovanni esaltava e valorizzava. Insomma, la Sardegna tutta aveva trovato i suoi divi pop, che erano giovani, carismatici e talentuosi, e li amava e seguiva con lo stesso ardore con cui i fans seguivano le rockstar internazionali in auge in quegli anni. E termina così. Fu una stagione, quale la definiva mio padre, mitica, breve come tutto ciò che abbia un carattere esplosivo, ma intensa e senza dubbio indimenticabile. Paola Perria. Gabino Gabriel al Duo Puggioni. Ci sarà una motivazione che diremo dopo. Allora, innanzitutto un caro saluto e un benvenuto a tutti. Un grazie sentito per la vostra gradita presenza, a voi e soprattutto alle autorità, il vice sindaco dottor Gianni Addis, il comune di Tempio e l'assessore regionale alla pubblica istruzione, cultura, spettacolo e sport, dottor Andrea Biancareddu, relatori e collaboratori. Sarò ovviamente entro i 3-4 minuti massimo. Nel 1975 Giovanni Puggioni, Giuseppe Soggio e vecchi componenti del coro di Tempio danno vita al coro Città di Tempio. Tra qualche mese parleremo di loro più approfonditamente. Senza Giovanni Puggioni e Giuseppe Soggio a Tempio, lo dico forse con un po' di presunzione, non ci sarebbe più stato il canto a taggia o canto polivocale locale e buona parte delle tradizioni popolari locali. In contemporanea, il Duo Puggioni, Anna Maria e Giovanni muovono i primi passi. Assieme al coro veniamo invitati in Friuli per dei concerti e trascorriamo qualche settimana ospiti di riguardo nei prefabbricati o containers, facendo vita comune con loro, giorni di conforto e di solidarietà in quei tristi momenti. Ma i friulani sono gente tosta e senza pietire si sono rimboccati le maniche. In quei momenti ti accorgi cosa significano realmente la vicinanza, il conforto, la solidarietà. Anche in altre situazioni il coro ha offerto il proprio modesto contributo in Abruzzo, Teleton, anziani, case di cura, eccetera.
Veniamo un po' al sodo. Il duo Pugioni, una carriera da brivido, tra canto, musica e solidarietà, si è snodata tra diversi continenti, riscuotendo ovunque applausi, riconoscimenti e attestazioni di affetto. La nostra gente, ma non solo, si inchina alla loro storia, alla loro bravura, alla loro umiltà. Veniamo al coro e all'Accademia. Un impegno costante permette all'Accademia Popolare Gallurese Gavino Gabri e all'omonimo coro di sviluppare da diversi decenni un'attività continuativa volta alla promozione e alla tutela dell'immagine delle opere di Gavino Gabri. 45 anni di attività che ha creato un indotto enorme organizzando eventi, rassegne, convegni, mostre, rappresentazioni sceniche e altro. Fra le tappe più significative dell'anno in corso sembra opportuno sottolineare l'importante riconoscimento attribuito dalla FITP, Federazione Italiana Tradizioni Popolari, a San Giovanni Rotondo. Un cenno di ringraziamento va anche a Giampiero Cannas per la preziosa collaborazione, anche odierna. La 29esima rassegna Gavino Gabriel a Tempio ad agosto e il Memorial Gavino Gabriel a Roma ad ottobre. C'erano coinvolti il Gremio dei Sardi, la FASI, che sono i circoli internazionali del mondo, la Municipalità Romana e il dottor Giorgio Ariu della GIA Editrice. Il 21 e il 22 dicembre il coro sarà ospite al Circolo dei Sardi Grazia Deledda Civitavecchia con animazione della Santa Messa e una serata di canti tradizionali e natalizi. Il nome di Gavino Gabriel attualmente suscita particolare interesse grazie anche a questo impegno, poiché abbiamo tolto dal limbo e sdoganato detto personaggio, conosciuto forse più in continente all'estero che non a casa propria. Mi ci metto la faccia, dai. E non a caso abbiamo ritrovato una mole di documenti soprattutto inediti, dove ci sono inserite anche dei soggetti cinematografici, soprattutto sulla Sardegna, e dei progetti, diversi dei quali proprio rivolti alla città di Tempio. Oggi auspicavamo la presenza di uno dei due nipoti di Gabriel, che ci sono molto vicini e sono nostri presidenti onorari, assenti per motivi di salute, e porgono il loro messaggio di augurio al duo Pugioni, all'amministrazione e alla platea. Di questo personaggio ormai tanto si è detto e parlato, ma ancora molto resta da scoprire. E chissà quale gradita sorpresa ci potrà riservare in un prossimo futuro. Ultimamente diversi artisti e personaggi illustri, come giustamente diceva il nostro assessore regionale, dottor Andrea Biancareddu, soprattutto musicisti, sono stati segnalati e insigniti del premio Gavino Gabriel. Il premio, per certi versi virtuale, ricopre però un'altissima valenza pedagogica culturale e viene assegnato a chi si è particolarmente distinto nel campo dell'arte, della musica e nel sociale. Il prestigioso riconoscimento a carattere locale, regionale, nazionale e perché no anche internazionale sarà conferito pubblicamente sabato 8 dicembre qua nella sala di rappresentanza del Comune dalle massime autorità che nuovamente ringraziamo. Una data importante, giorno dell'Immacolata, e noi sappiamo quanto Anna Maria è devota alla Madonna. Poi c'è una piccola appendice, perché Giovanni ha compiuto gli anni qualche giorno fa. Auguri Giovanni, anche a te.
Diamo la parola anche a Giampiero Cannas, che è qui non solo come corista ma anche come revisore dei conti della FITP. Presidente. Allora, buonasera a tutti. Niente, in doppia veste qua, un ufficiale e un'ufficiosa. Intanto il premio non poteva, meritatissimo più, cioè sinceramente io per varie vicissitudini ho partecipato 2 o 3 volte a cerimonie di premiazione di Giovanni e Anna Maria, non so il perché ma ci troviamo sempre insieme ormai da più di 40 anni, abbiamo condiviso anche il palco tantissime volte, quindi è un onore. Porto i saluti del Presidente della Giunta Federale della Federazione Italiana Tradizioni Popolari. Ci doveva essere la targa, però i corrieri quando devono arrivare non arrivano. Insomma, mi farò carico io di consegnarvela personalmente in un altro momento, però sappiate che è pronta ed è il viaggio, insomma. Non aggiungo altro se non mi dilungo troppo. La seconda veste è in prestito al Coro Gabriel, stasera mi hanno chiesto di partecipare con loro e lo faccio volentieri, grazie. Cosa ascoltiamo? E quindi ascoltiamo Filugnana e poi una loda.
Ne approfitto per nominare anche il chitarrista Antonello Pala e il cetarista Pier Mario Pattittoni. Ballesteros di prima era un consolo la mastretta di scuola di Intanni. Sì. Chi fra tanti altri talenti e doni manni aia la voce del Rossignolo. Così quasi pagliuco a presuolo allo regno di un canto senza inganni con i colli di pratta di Giovanni che a chi si tempi usà il solo. È vero questo, Giovanni? Lo canto vostro in questo disumano mondo in questo disumano mondo perduto è come alla malattia lo soleo della mia vicina. Ma chi ringraziamo ancora in mano il luogo giovane che ha sempre onorato e difeso la nostra cittadina. E questo è il presente. Adesso io vi dico il passato. In italiano, per rispettare tutte e due le cose che si devono dire. Già. Molto prima la invitò Pere Gallura, ma lei disse di no per il terrore di inciampare nel probabile errore di non poter fare bella figura. Che ci teneva molto. Grazie a Dio. Disse che certe volte la paura può ferire di più di un gran dolore. Queste sono parole tue. Toglie l'indispensabile vigore alla voce che brilla alta e sicura, che era la tua. Ma si fece coraggio e l'indomani venne e cantò col tono suo eccellente come il suo sguardo cuore adamantino. Andò via fra un battere di mani, di alunni, amici e tanta gente verso una vocazione, il suo destino. Ho finito. Momento clou, questo premio che è una cosa un po' anomala, premio non suona bene, è più un attestato, un qualcosa, ma da non confondere con il premio Nobel. Questo è il premio Gabriel, non il premio Nobel, o quello Bancarella o quell'altro, però è chiaro che
essendo svolto qua all'interno del contesto comunale con i massimi rappresentanti, ha una valenza, perché è la valenza di tutti i cittadini. Allora, passiamo così alla premiazione, vediamo di cosa si tratta e bisogna leggere questa motivazione. Accademia, con tutti i titoli che conseguono. L'Accademia è un po', non è una presa in giro. Quando è nata nel 1984 aveva dei propositi anche abbastanza velleitari, perché si doveva rivoltare la Tempio culturalmente, come diceva qualcuno, come un calzino. Non ci siamo riusciti. Abbiamo fatto però di tutto in 45 anni di attività intensa per cercare di fare qualcosa di buono, qualche cosa di provetto. Questo era un sogno di anni fa, e 2 anni fa, parlando con Giovanni, dissi: Giovanni, abbiamo quella cosa in sospeso così, sai, sono passati, perché io purtroppo 4 anni non me li devo contare, gli ultimi 4 anni non me li posso contare. Dice no, dice sono molte di più. E allora è arrivato il momento di mantenere questa promessa, perché a Tempio dicono che se tu prometti e non mantieni, te esce un dalla lingua, e io la pustoletta nella lingua non la volevo avere. Allora, premio Gavino Gabriel conferito al duo Pugioni, Anna Maria e Giovanni, 2 stelle del firmamento sardo che tanto hanno dato al mondo con canti, suoni, musica, cultura e tanta solidarietà. Domenica 8 dicembre 2019, ore 18, Comune di Tempio, sala di rappresentanza. L'Accademia è il coro. E mi auguro profondamente che ci sia una cosa. Se abbiamo un minuto poi dopo la premiazione, anche io vorrei dedicare un brindisi che è una tazza, che tra l'altro è una cosa anomala, perché il brindisi si fa in 8 nari, no? Questo qui, siccome è una cosa molto improvvisata, io non sono un poeta, quindi perdonate l'ardire, questo è quasi tutto un settenario, però altrimenti non sarebbe Giuseppe Soggio. Bene, allora invitiamo il duo Pugioni, Anna Maria e Giovanni, a ricevere dalle mani di Giuseppe Soggiu, simbolicamente da tutta la città di Tempio, il premio Gavino Gabriel ecco che si realizza la promessa fatta qualche anno fa. Ecco, Giuseppe consegna anche il diploma.
e poi facci dopo. Cosa manca? E concludiamo. Il piatto e le targhe sono stati incisi e stampati dalla ditta Pasella di Canangianus. Quindi stiamo facendo il reclamo. Oh, dai mo di pacca per carità, noi ci hanno regalato. Un grosso abbraccio a tutti quanti, non lo so se mi riuscirà a parlare perché questa è un'occasione veramente unica per la nostra vita. Io ormai sono veramente contento, sono arrivato qui nel 1971 per merito di Anna Maria, perché lavoravo a Genova e loro sono passati con Giovanni in viaggio di nozze. Giovanni, vienitene a Tempio, cosa ci fai qui? Ma Tempio cos'è? Tempio, noi abitiamo lì perché Giovanni lavora allo sperimentale, è un ambiente bellissimo, vedrai, vieni. Mi sono licenziato dal lavoro che facevo e sono arrivato qui. E ho trovato veramente il mio posto, tant'è vero che a Berchida dicono anda vai, oramai sei stempiesi due, però volta mi cazzo mandato a fuori dai Berchida, no è vero, e invece io mi trovo benissimo qui perché ho trovato tanti amici, tante persone, cioè tutti, che mi volete bene ed è una cosa veramente splendida. Io vi saluto tutti, se dovessi fare i nomi. Se dovessi fare i nomi uno per uno, non solo quelli che siete qui presenti, ma tutta la popolazione tempiese, perché ci volete veramente bene, ci vorrebbe un anno per fare questo, perché saluto in modo particolare alcune persone che sono venute qui, perché io guido il coro di Vidalba, che sono venuti qui, grazie. C'è stato un periodo che avevo contemporaneamente 4 cori, ho avuto anche il coro di Tempio, allora si chiamava Un grosso applauso, lo farei, speriamo che c'è Francisco Lupescio, e per merito suo, Francisco Presi, che nel 75 abbiamo cominciato insieme a cantare a Taja, grazie, come diceva Giuseppe, grazie a lui, grazie. Come avete nominato, avete nominato il Kenya, allora io a proposito di questo, noi siamo stati 2 volte in Kenya. La prima volta così in viaggio dove dovevamo cantare, siamo andati a visitare questa scuola di 700 bambini. Come aula avevano una capanna e per fare i loro bisogni c'era una buca con una tavola, si mettevano lì. Anna Maria mi fa:
Giovanni, perché non gliela facciamo noi? Ha chiesto, ma quanto ci vuole per fare questa scuola? Allora hanno detto, ci vogliono circa 20 milioni in lire italiane, che per loro è una cifra fantastica. Allora ci guardiamo, abbiamo parlato col console, siamo ritornati in Sardegna, abbiamo lanciato l'idea, raccolto i soldi, molti ce li abbiamo messi noi e siamo ripartiti per portarli. Siamo andati a trovare di nuovo questo villaggio, perché la prima volta hanno organizzato una festa, loro cantavano nella loro lingua Jambo buona, barigane, muzurisana, makeri, makaribishwa, kenya yetu hakuna matata, kenya ichinduri hakuna matata, eccetera. Questo in lingua italiana vuol dire vieni in Kenya, stai tranquillo, stiamo bene, non succede nulla. Io mai, sono poverissimi, guarda, una cosa, è come quando noi facciamo conserve de usurè, mai nulla. Vabbè, non mi voglio soffermare lì. Allora torniamo lì, la seconda volta eravamo in macchina, chiedevamo, non c'era nessuna targa, nessuna indicazione dove era questa Muamanga, e chiedevamo dov'è Muamanga? Facevano così le donne che andavano col secchio a raccogliere l'acqua, perché non ne avevano di acqua, non sono come noi. A un certo punto Anna Maria vede dei bambini, ferma, chiediamo a loro, scende, Muamanga, se la guardano, tra la lera, la lera. Che dire, è stato detto quasi tutto, Giovanni ha parlato anche per me. Io vorrei, con molta commozione devo dire, ringraziare il coro Gabriel nella presenza di Giuseppe per questo momento che hanno voluto dedicarci. Insieme a loro ringrazio l'assessore regionale dottor Biancaredo alla cultura, il sindaco Gianni Addis e poi voglio ringraziare anche Sergio, perché quando noi abbiamo iniziato tua madre era mia collega insieme a Franco. E voglio dire una cosa, Franco, io ti ringrazio perché è per colpa tua che siamo diventati due Puggioni. Sì, proprio per colpa tua. Questo momento mi riporta indietro nel tempo al 1970, quando appena sposini siamo giunti qua a Tempio con Giovanni, in una bellissima città che ci ha accolto con grande affetto, rispetto, stima, sentimenti naturalmente ricambiati da parte nostra. E noi naturalmente, per motivi di lavoro di nostro padre, abbiamo un po' girato la nostra infanzia vissuta ad Orani in Barbagia, la nostra giovinezza, la prima parte della giovinezza a Berchida, nostro paese dove siamo nati, e poi, non è poco, 50 anni a Tempio. Col prossimo 2020 io festeggerò con mio marito 50 anni di matrimonio. Devo dire che la maggior parte del tempo l'abbiamo trascorsa qua e speriamo, se il Signore ce lo concederà, di continuare a vivere gli anni della nostra età matura. Con Tempio abbiamo condiviso momenti di gioia e sono tantissimi, veramente. Uno di questi di cui parlavo è appunto una difficile scelta da parte nostra per quanto riguarda il percorso nell'ambito della musica popolare sarda, ed è, ripeto, proprio grazie a Franco. E poi diversi momenti che non sto a rimarcare, di cui ha parlato Giovanni, che appunto dedichiamo a chi porta le ferite nell'anima e nel corpo di quel momento terribile. Però io lascio da parte queste cose e voglio dire che ci siamo trovati benissimo, perché quando io dico Tempio dico casa,
perché abbiamo la nostra casa qua, la nostra famiglia che si è formata qua, ci sono stasera i nostri nipotini, ci sono i nostri parenti, siete tutti voi amici che veramente ci avete trattato come parte di voi e così ci sentiamo. Abbiamo portato, questo l'ho deciso dall'inizio, con onore, con grande orgoglio, questo costume apprezzato ovunque, anche se qualcuno, diciamo, che vorrebbe cambiare quella che potrebbe essere la nostra identità, ma non penso ci riescano, anche con certe trasmissioni che pur apprendosi dovrebbero sempre avere un cordone ombelicale col passato, perché il passato non si dimentica, non si dovrebbe mai dimenticare. Dico questo, che non mi sento un'indiana, mi sento una sarda orgogliosa di indossarlo, tant'è vero che anche stasera ogni tanto a casa io lo metto perché mi piace, non dico, quindi sono felicissima di questo, felice di trovarmi a Tempio, grazie a tutti voi e spero di continuare così. Vecchiaia richiede gli occhiali. Chiedo perdono per la pronuncia, ma ho voluto scrivere questo. Aglio cantato va un bel e un bel di gente in tutta la Sardegna, fatta al mondo e in tanti continenti. Palu malato e palu moribondo, palu povero, ricco e vagabondo, pa prigionieri, politici e dottori, pa militari, emigrati e minatori, pa lo Papa, gli escami e gli cardinali, in Santo Petro in Roma, in Trento alla cattedrale, in la gruta dei pastori in Betlemme e in la chiesa di la Dormizioni, ho cantato Maria Reina e Notte de Gelo, con sentimento e manna devozioni. In costeri e ceci di campagna, in padenti e paiti di montagna, sì grazie, in università d'orienti, triati e foresti tropicali, in manicomi, ospizi e corsivi spidali, a steddi, chilupal, cucciani coronato, cori di mamma, duru duru a ninni, l'aggio dedicato, e non conto cantunaggio abbintato. In notti di statiali, da luci di luna illuminati, aggiubato miti sirenati, caduresi, corsicani e muti d'amori, pagliecci, licioani e li minori. Ava, non posso manco più là, eppure si la notte è serena e luminosa, a me la luna non può più brillare, ma un astro lucente mi illumina la via. E sapete che è la mamma di tutti che stasera siamo visti genti, è la Vergine Maria.
Un minuto perché l'assessore Andrea Biancareddu e il sindaco Giannetto Addis consegneranno un omaggio floreale. Prego, sì. Potete anche sedervi. Un mazzo per Anna Maria Pugioni e un altro per Maria Erminia Sacca, che chiamiamo qui a ritirare. Dalle mani del sindaco. Auguri. Ecco, noi avevamo previsto anche un momento di interventi da parte del pubblico, chi volesse o abbia qualcosa da dire, da dedicare al Duo Pugioni può farlo tranquillamente. C'è qualcuno che vuole dedicare un pensiero? Allora, sì, poi consentiremo gli interventi. Volevo concludere questa serata con un sentito ringraziamento a tutti i rappresentanti delle associazioni presenti. La vostra partecipazione a questa serata è veramente significativa, quindi ringrazio il maestro Fabrizio Ruggero per l'Accademia Bernardo De Muro, presidente dell'associazione turistica Proloco, il coro Gabriel Di Marco e Franco Montoni, l'Accademia Gabriel e tutte le altre associazioni, rappresentanti delle associazioni che sono presenti, l'Accademia delle Tradizioni Popolari Città di Tempio, che voi siete assieme agli altri, assieme ai gruppi che ho appena nominato, l'eccellenza della nostra città. Ci fate veramente un grande servizio, rendete un grande onore alla nostra città, per cui credo che questo momento sia particolarmente sentito e significativo, perché abbiamo avuto la possibilità di stringerci attorno a Giovanni e Anna Maria e manifestargli tutto il nostro affetto, la nostra sincera gratitudine e veramente auspicare ancora per voi tante attività e tanto lavoro per quello che vorrete e potrete fare e che ci sarà consentito fare a tutti. Momenti come questi di oggi credo che per un amministratore siano molto importanti, perché sono i momenti gratificanti, quelli che ci mettono nella condizione veramente di poter essere comunità tutti assieme e manifestare tutti assieme i sentimenti che oggi abbiamo esternato, che abbiamo interpretato e di cui andiamo orgogliosi. Ecco, credo che sia molto positivo questo fatto e sta a significare che evidentemente Giovanni e Anna Maria, voi avete saputo con le associazioni di Tempio interagire in un modo incredibile, altrimenti non ci sarebbe stata qua tanta presenza e tanta gente. Quindi grazie anche per questo. Ringrazio infine naturalmente tutto il pubblico presente ed infine, non ultimo, ma l'assessore Andrea Biancareddu, perché comunque la sua presenza è sempre importante e sta a significare particolare attenzione per la propria città. Aveva da consegnare comunque, se non ho capito male, altre targhe, altri ricordi ai presenti. Naturalmente al sindaco e all'assessore regionale. Ecco, l'Accademia Coro Gabriel consegna al sindaco e all'assessore regionale una targa ricordo di questo evento.
E allora, se non ci sono altri interventi da parte del pubblico, ecco a Giampiero Callas. L'avevo messo come condizione che non volevo la targa. L'avevo messo come condizione che non volevo la targa perché non c'entro niente. Comunque ringrazio ancora Due Cugioni, avrete il vostro riconoscimento ufficiale dalla Federazione Italiana delle Tradizioni Popolari, me ne faccio carico io, e ci avrete anche uno spazio importante sulla nostra rivista, che è una rivista nazionale, poi ve la farò avere. Comunque grazie ancora per tutto quello che fate. Quindi targa anche per Giampiero Callas. Ancora no. Le consegne dovrebbero essere finite. Insegnante, Franco Fresi professor Franco Fresi, ancora ritira. voi. E gli assesati, stiamo facendo in bresso in bresso. C'è un'altra di quelle promessine che faremo. Grazie. Impegno per a tutti, me lo spungendo io. Grazie a voi. Ancora la gente. Messi alle sue. Anche per me? No, non me l'aspettavo davvero. No. Ma che la bella fa? Grazie. Grazie. Grazie per la gentile Per me è un onore. C'è qualcuno che si premia da solo, Giustamente il coro, prima il coro. Siamo più stessi, dai io. Sergio Pala, il delegato Dai, Antonello Pala ritira per il coro. Dice che tutti i canti terminano in gloria. Io veramente sono costumato, però anziché cantare gloria, non sono un poeta, assolutamente non sono un poeta, ma me lo ritengo tale. Però ogni tanto la penna va da sola. L'occasione era troppo ghiotta per quanto riguarda la giornata e il giorno dell'Immacolata. C'è un brindisi in tempiese, in galluese, che è una tazza. Invece all'ultimo momento abbiamo anche... Sì. No, ora. Aspettate però che vedo un po'. Vabbè, cercheremo di tirare sullo lungo. Una volta c'ero buono. No? Il brindisi si fa in ottonario. Questo è anomalo. Come ho detto prima, altrimenti non sarei Giuseppe Soggio. Per Anna Maria e Giovanni Pugioni. Un brindisi che è una tazza alla moda nostrana, inciurrata soprana, Madonna adorata, Maria Immacolata. Oggi festa solenne, senza tanti trienni, Giovanni e Anna Maria senza precundia. Anna Maria e Giovanni, che per tutti chi stanno, con i canti e i suoni, alle grandi passioni, con le suoni e i canti, sono stati trionfanti. In un modo ciaccondo, gli era nel mondo. E se tanto da tanto,
di Vilchida lo anto e di tempio l'onore, sente merescidore di tanta importanza. Dalle cittadinanza saria naturale, proponendo la vale, e l'alti autorità offrendele le chiaie. L'auguri più belli non campata a parete, noi tutti e parenti, de se tutti contenti, e se franchi da mali, a riende Natale. Un saluto fedeli da Lucoro Gabrieli, che con voci galana a dananza la piazza, un brindisi che una tazza. C'è un piccolo rinfreschino, accettetelo con cuore.